Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Seconda giornata del contributo d'accesso a Venezia. Per la giornata di oggi si sono registrati 23.600 paganti. Tra gli esenti, oltre 51.600 ospiti in strutture ricettive perché pagano già la tassa di soggiorno. In calo nel numero complessivo rispetto a ieri, i registrati residenti in Veneto da 16.800 a 12.800, stabili in quanto sono condizioni permanenti, quindi hanno un voucher fino al 14 luglio. Il numero degli studenti 13.000, dei lavoratori 20.500 e dei proprietari di immobili che pagano l'IMU o i titolari di contratti di locazione 6.400 che non hanno spostato la residenza nella città antica. I controlli svolti hanno verificato in totale oltre 16.400 QR code senza rilevare particolari criticità. La polizia locale di Jesolo ha individuato il presunto autore di numerose scritte che dall'anno 2023 ha imbrattato le pareti di edifici pubblici e privati in modo seriale. Si tratta di un 17enne della zona. Nei giorni scorsi il giovane è stato colto in flagrante da personale in abiti civili del nucleo polizia giudiziaria sicurezza urbana, mentre assieme a un coetaneo imbrattava una panchina del parco dedicato all'educazione stradale di via Toscanini. A seguito di tale attività, gli agenti presi contatti con il PM in turno esterno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni hanno eseguito 2 perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei ragazzi, sequestrato svariato materiale per il writing che si ritiene essere stato utilizzato per imbrattare decine di edifici a Jesolo. I 2 minorenni sono stati denunciati. 7 rimborsi per una cifra superiore ai 10.000 euro. La battaglia di Adico contro le bollette folli del gas ricevute a gennaio da una moltitudine di utenti ha portato negli ultimi giorni a risultati più che concreti, anche se la strada da fare per ottenere giustizia è ancora lunga e tortuosa. Intanto però, tra la fine della scorsa settimana e l'inizio di questa, 7 soci veneziani da Mestre e da comuni limitrofi come Martellago o Scorzè hanno visto accolte le richieste formulate dall'ufficio legale dell'associazione. Stiamo parlando di importi che variano da un minimo di 555 a un massimo di 2.383 euro. A questi grandi risultati bisogna aggiungere altre 2 pratiche accolte da una nota compagnia che però deve ancora calcolare le somme da restituire. Altri 2 casi risolti un paio di mesi fa. Presa in carico dell'utenza multidisciplinare e integrata, collegamento diretto con l'Istituto Oncologico Veneto, attività aumentata del 25% nei primi mesi dell'anno corrente. L'oncologia di Portogruaro è ora un'unità operativa ospedaliera con un proprio responsabile, la dottoressa Concetta Raiti, impegnata da 23 anni in questa stessa oncologia. La novità è stata formalizzata in questi giorni dal direttore generale dell'ULSS 4, Mauro Filippi. Da anni il personale dell'oncologia di Portogruaro sta svolgendo un lavoro egregio, dice, con personale preparato con l'impiego dei più recenti protocolli medici di apparecchiature elettromedicali di ultima generazione. In precedenza l'oncologia di Portogruaro era un servizio che svolgeva attività ambulatoriale e degli hospital, ora è un'unità operativa a tutti gli effetti. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.